Jingle bell, jingle all the way. Frate, ma. Non... Ecco qua, vediamo un po' la mercanzia. Ma guarda, ti direi, bellissimi regali quest'anno stai facendo, ma quanto li vendi questi cosi? A 3 euro, 3. 3 euro. Noi facciamo 1 euro però, siamo più competitivi. Va bene? A posto, arrivederci, grazie, ciao. Siccome a Natale siamo tutti più buoni, avete l'occasione di vincere una mystery box con un regalo che dentro ci può essere tutto. Ovviamente può andarvi bene e può andarvi male, al costo di 1 euro. Perfetto, peschiamo la mystery box. Attenzione, l'attesa aumenta il desiderio. Un piccolo libro per la calma. Wow, Sei contenta di questo regalo? contentissima, così mi calmerò più spesso. Pensi che sia stato 1 euro ben speso? No, ci può essere di tutto, ci possono essere soldi, ci possono essere regali. Al costo di 1 euro. Accettate? Accettiamo. Perfetto! Mischia bene che ci possono essere dei soldi. Scegli bene. Cosa ne pensi dell'impacchettamento? Non lo so, un po'. Il cioccolato vegano! Porca troia! Oh, the weather outside, it's frightful, but the fire's so delightful. Salve signore, buon pomeriggio, vuole fare un gioco di Natale con noi? No, per carità! Allora dovete pescare un regalo con 1 euro. Potete trovare di tutto, giochi, libri, soldi. 1 euro, anche 2, pure 3, come volete. Babbo Natale, Guardiamo la mystery. No, una testa. Cos'è? Bellissimo! Spettacolo! Della nonna di Lorenzo! Ah, wow! Non so nemmeno dove metterlo, vabbè lo userò come pigiamino di notte. Ci sta. Anche per andare a ballare secondo me d'estate. Non è che io non ci sta. Vabbè, possiamo provare. Allora avete l'occasione con 1 euro di vincere un regalo da questa mystery box. Ci può essere di tutto, dai soldi a una cacata. Accettate? Dai, perfetto! Vedi bene che possono esserci soldi, attento al tatto. Che cazzo? Bello! Dov'è che uso ne farai? Dove lo appenderai? Vicino alla tomba del mio cane. Enrico è stato intervistato, questa è una notizia incredibile perché come potete vedere Canale 21, un canale importantissimo per la televisione napoletana. Enrico, il nostro grande promoter nonché intervistatore di punta, si sta facendo intervistare. Speriamo vada bene perché comunque lui è un tipo ansioso, davanti alla gente comunque incomincia subito a balbettare e non è tipo da sotto le telecamere, da stare sotto le telecamere, insomma, quindi speriamo vada bene. Tu mi dai 1 euro? O 2 euro? Ah già no. Ah boh, non tenim sorte, ah boh. Vai Henry. Bellissimo! Ma chi ti credi di essere? Spiega un po', che vuole? Più corta la tua, a me è più lunga. Ma io sono ancora inesperto, devo imparare il mestiere. Ah, ok. Quindi non sono manco vestito. Buon Natale. Eccoci! 1 euro. Perfetto. Che sarà? Non mi ispira. Allora, Mondadori no. Mondadori questo. Perfetto. Secondo me ho preso la più sola di tutti, Te l'ho detto che era la più sola di tutti. Bellissimo! Allora, se il guanto gli va, ha commesso il reato. È O.J. Simpson. Siamo qui con O.J. Simpson, questo è il corpo del reato. Allora, è palesemente una truffa, però il sorriso sulla faccia della gente la mettiamo. Io sono felice perché Natale è un bel periodo e io essendo Babbo Natale sono il re di questa cosa. Infatti ci sono anche le mie amiche qua, le amiche Babbo Natale. Babbo Natale è pieno, fra. L'euro è stato dato. Via alla pesca. Abbiamo detto sfortunata in amore. Sfortunato in amore. Attenzione,
Addirittura tutte queste. Si contenga. Io direi che abbiamo vinto. Ho unito l'utile al dilettevole, direi. 2 euro. È un euro. No, ha preso il migliore, ha preso il migliore. Cosa sarà? Non ci credo, un paio di calzini. No, no, che Come ti chiami? Mario. Come ti chiami? Antonio. Chi sei? Vincenzo. Quanti anni hai? 16. Ok. Siamo pronti, ragazzi. Con 1 euro potete pescare nella cesta di Babbo Natale. Ok? Ci sono soldi all'interno anche, quindi pacchetti anche contenenti dei soldi. Prego. Paolo si accinge alla prima pescata, ragazzi. Cosa troverà? Paolo, che ti aspetti Un libro. dalla vita? Dalla vita. Viaggiare. È la cosa che mi piace. Potrebbe essere un bel ticket per le Maldive, un paradiso fiscale, caro Paolo. È delizioso. Un libro sugli indiani, scandalo al sole. Oh. Oh. Ah. Abbiamo apparato il regalo per mia mamma. Così possiamo anche vantarci di essere stati in Sardegna senza esserci andati. Certo, il vero viaggio è mentale. Vediamo. Un po' male, lo so. Madonna mia! Oh, oh, ai, ai, oh, duvan, 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 oh, oh. Ragazzi, no, aspetta, un attimo. Allora, volete fare un gioco di Natale? Un gioco, allora, se rispondete bene a queste domande, avete un regalo, lo potete pescare da là. Come si dice albicocca in napoletano, Alessandro? Oddio, ma io vi conosco, ma con il zio Content. E vi seguo tantissimo su TikTok, ragazzi. Veramente, avevo riconosciuti. No, ma leggo qua, non avevo riconosciuti. Albicocca. Ragazzi, volete fare un gioco di Natale? Scusa, Babbo Natale. Sotto Babbo Natale. Andiamo, vediamo. Pesca bene, mi raccomando. Bene. Vado. Siamo tutti in tre. No! Bellissimo! Bellissimo. Un pisello. Ma io che cazzo è? Questo è Ti è piaciuto il regalo? Che carino, ci sta. Grazie. Grazie ragazzi. Ecco qui Babbo Natale. Lui è Babbo Natale, quello vero. Allora, c'è questa bella mystery box, ovvero regali di Babbo Natale. E con soltanto 1 euro potrete vincere tanti bellissimi regali. Ci possono essere soldi. Giulio. Sono la 2. Avrai anche il resto. Enjoy. Palpa, palpa. Ma... No, no, no. No, incredibile. Che cos'è? Lo vedi? È un cubo bianco. Sì, sì. Vabbè, 1 euro. Complimenti. Ben speso. Le sensazioni quali sono? Emozionato. Ottimo. Scegli bene. Ok. Attenzione. Messo, fra. Entro qua. Attenzione. Bagno doccia profumato. No, incredibile, spettacolare. Con soltanto 1 euro puoi vincere un bellissimo regalo dalla mystery box di Babbo Natale. Mi sta riempendo di... Perché io ho giocato a tombola, capito? Hai perso, immagino. Ok. Vabbè, tipo sta tu spicce, non so quant'è. Sì, sì, sì. Peschi bene, attenzione. Apro. Apra. Vado. No, spettacolare. Cos'è? Gel crema idratante. Mamma mia. Bellissimo. Mostro. 1 euro il regalo di Natale. Madonna. Apri che ho preso. Felicità, perché l'ultimo Natale l'ho passato a casa con la febbre. Ragazzi, non riesco ad aprire, mi potete dare una mano? Non ti daremo mai una mano. Attimi di tensione. No. Gli oggetti vari. La magia del Natale. Vedete quello nero esplode, attento a tenerlo in mano, esplode l'Angry Bird nero, attenti, lo tiene in mano, non mi ha sentito. L'Angry Bird nero esplode, attento, in mano da tenere è pericoloso. Ecco il porcellino, ma secondo me. Oh, ci muore qua. Vabbè, ma... Un anello. No. Vediamo. No.
Cari miei sumerigni e babilonesigni di Troppo Content, il video è finito, abbiate un buon anno, quest'anno tanti traguardi, tra cui questo che ci ha fatto abbuscare una bellissima cosa di soldi scammando la gente, quindi grazie e seguiteci, mettiamo qui il follow button e qui il prossimo video. Ciao! Ciao! Oh, 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 oh.